Ben trovati amici sportivi con le telecamere della Wii Sport e con Andrea Stagni che si trovano quest'oggi allo stadio Giovanni Celeste di Messina per seguire la 23esima giornata del campionato di prima categoria siciliana. Girone D è ancora aperta e brucia ancora la ferita per i ragazzi dell'Atletico Messina per la brutta sconfitta rimediata nel precedente turno contro il Valdinisi e per tutte le polemiche che ne sono conseguite. Oggi però è un altro giorno, è ora di voltare pagina. Oggi affrontano la Russo Sebastiano Calcio nel match di giornata, ancorati ancora saldamente al quinto posto in classifica i ragazzi di mister Caruso con 37 punti, frutto delle 11 vittorie, dei 4 pareggi e delle 7 sconfitte, posizione che in questo momento gli permetterebbe di fare i playoff. Russo Sebastiano Calcio invece che si trova all'8ª posizione di classifica con 28 punti, frutto delle 7 vittorie, dei 7 pareggi e delle 8 sconfitte rimediate dai ragazzi di mister Proietto. Mister Caruso deve ovviare alle tante assenze per squalifica quest'oggi, non rinuncia comunque al suo consueto 4-3-1-2 con la Fauci tra i pali, la difesa composta da Picciotto, Cucinotta, Gattei e Lo Nostro che rientra dopo la squalifica, centrocampo formato da Galletta, Calafai, La Vecchia, Capitan Bonanno ad agire dietro le due punte che saranno Di Stefano e Calarco. Sembra quasi tutto pronto per cominciare, dirige l'incontro il signor Puglisi della sezione di Catania, si stringono a cerchio quelli dell'Atletico Messina che devono oggi guadagnare 3 punti che sono fondamentali. Pronti via e siamo partiti con l'Atletico che ha battuto questo primo pallone di gioco e proprio loro che sono i primi a provare a rendersi pericolosi in avanti con Di Stefano che aveva trovato qui bene Bonanno che voleva mettere questo pallone in mezzo, l'uscita però di Cisterna che fa sua la sfera, Russo Sebastiano Calcio che prova a rispondere dall'altro lato, una grande occasione che capita sul destro di Napoli che però vuole provare ad andare al volo e colpisce debolmente, nessun problema per la Fauci. Ancora Atletico Messina adesso in avanti, conquistano un calcio di punizione, saltano tutti i saltatori, la punizione sarà affidata alla Vecchia che preferisce calciare in porta, Cisterna riesce a neutralizzare il tentativo del numero 7 quest'oggi della formazione dell'Atletico Messina che comunque continua a spingersi in avanti. Qui Bonanno riesce ad appoggiare il pallone per Calarco che prova a calciare, sinistro potente, Cisterna deve impegnarsi nuovamente per neutralizzare il tentativo dell'attaccante dell'Atletico Messina che sta continuando a spingere. Adesso Bonanno che allarga all'indirizzo di La Vecchia che prova a calciare anche lui, questa volta è centrale il tentativo del centrocampista dei padroni di casa e questa volta l'estremo difensore non ha problemi a far sua la sfera. Ospiti che nel frattempo provano a rendersi pericolosi dall'altro lato, riesce però Gattei qui a chiudere sul tiro di Bonomo che non può impensierire la Fauci. L'Atletico Messina che ritorna in avanti, qui è Di Stefano che riesce a vincere un contrasto, calcia verso la porta, un miracolo da parte di Cisterna, nega la gira del gol al numero 11 dell'Atletico Messina che rimane ancora secco di gol. Riapprezziamo qui il destro di Di Stefano a botta sicura e lo splendido volo del numero 1 della Russo Sebastiano Calcio che neutralizza il tentativo da parte dell'Atletico Messina che ne avrà subito dopo un altro ancora con il giovane Di Stefano che ha compiuto in questa settimana 18 anni e che non riesce però a trovare la rete dell'1-0. L'ultima occasione di questo primo tempo è ancora per Di Stefano che qui però viene pizzicato in posizione di fuorigioco da parte del direttore di gara. Dopodiché non succederà più nulla poco dopo il duplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine alla prima frazione di gioco che si spegne a reti inviolate. 0-0 dall'Atletico Messina e la Russo Sebastiano Calcio con i padroni di casa che però sono andati molte volte vicino alla rete dell'1-0. Rientrano in campo le squadre per il secondo tempo di questa partita che ricomincia in questo momento con la Russo Sebastiano Calcio che prova a lanciare in avanti nella zona di nessuno. Dopo 2 minuti la svolta della partita, un calcio di punizione conquistato dall'Atletico Messina battuto dalla Vecchia che indirizza questa sfera splendidamente sul secondo palo dove c'è Emanuele Cucinotta che stacca più in alto di tutti e batte Cisterna per il gol che vale l'1-0. Atletico Messina che passa in vantaggio dopo 2 minuti del secondo tempo e 1-0 il parziale. Il magico Cucinotta ha portato avanti i suoi, comandano i ragazzi di mister Caruso. Adesso riapprezziamo qui splendido l'assist di La Vecchia per Cucinotta che poi a botta sicura fa l'1-0. Russo Sebastiano Calcio che prova immediatamente a rispondere dall'altro lato ancora con Napoli che prova ad accentrarsi e poi calciare col sinistro, il pallone che si spegne alto sulla porta protetta dalla Fauci. Poco dopo ancora Ospiti che ci proveranno da calcio d'angolo, il pallone indirizzato ancora per Bonomo che aveva anticipato tutti, anche in questo caso però la palla si è spenta alta. Poco dopo un calcio di munizione dall'altro lato molto interessante per l'Atletico Messina, alla battuta andrà Calarco che va verso la porta, pallone deviato che finisce in calcio d'angolo. Stava per trovare il 2-0 Calarco, dal calcio d'angolo che ne consegue, pallone che viaggia per tutta l'area di rigore, c'è sempre lui, il magico Emanuele Cucinotta che firma così la sua doppietta personale, il gol del 2-0 dell'Atletico Messina che mette il risultato in cassaforte e il protagonista di giornata è Emanuele Cucinotta. Qui rivediamo il pallone che finisce lì dove c'è Cucinotta al posto giusto, al momento giusto, esplode la festa nelle tribune del Giovanni Celeste. Atletico Messina 2,
Russo Sebastiano Calcio 0, primo cambio per mister Caruso con Pagliaro che prenderà il posto di Capitan Bonanno, uscito per qualche piccolo acciacco. La Russo Sebastiano Calcio però nel frattempo continua a provarci dall'altro lato, qui una grande occasione per Suman che però non riesce a trovare la rete dell'1-2, altro cambio per l'Atletico con La Valle che prende il posto di Calarco. Ancora Russo Sebastiano Calcio che con coraggio ci prova in avanti, qui il tentativo provato ancora da Bonomo che però si spegne al lato, voleva una deviazione che però non c'era, poco dopo però si complicherà ancora di più la situazione per la Russo Sebastiano Calcio con Malaponti che qui fa un brutto pallaccio da dietro sulla Valle, il direttore di gara è costretto a uscire il secondo cartellino giallo e quindi espulsione. Russo Sebastiano Calcio che dovrà concludere questa partita in inferiorità numerica 10 contro 11, nel frattempo prova a chiuderla Lo Nostro che con una splendida cavalcata ci prova, pallone che però viene deviato da Cisterna. Ultimo cambio per l'Atletico Messina, è il turno di Peppe Cardiano che prenderà il posto di Galletta. Atletico Messina che conclude la partita in avanti, prova La Valle qui a trovare la via del gol. Non riuscendoci però la Russo Sebastiano Calcio prova l'assalto finale in un disperato tentativo di riaprire la gara, qui il pallone che finisce in qualche modo sul sinistro di Sciuto, neo entrato in questa partita che però manda ampiamente al lato, mancano gli ultimi spiccioli di gara. Su un ultimo tentativo della Russo Sebastiano Calcio arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara che mette fine ai giochi, l'Atletico Messina torna alla vittoria, una grande iniezione di fiducia e 3 punti importantissime in chiave playoff per questa settimana. Da Andrea Stagni per le telecamere della Wisport è tutto, continuate a seguirci, ci vediamo alla prossima.